Le ragioni di questo incontro che parla di riduzione tariffaria. Con questo atto che mandiamo in Consiglio Comunale, che deve essere approvato entro il 31 marzo, come prevede la legge, si indica il piano tariffario per la Tari a valere sull'anno in corso. La buona notizia di quest'anno è che una media di riduzione immaginata è dell'ordine del 6%, è stata portata al vaglio del Consiglio Comunale che con il suo voto di fatto determina poi la riduzione effettiva della tariffa medesima. È un'operazione che è andata avanti nel tempo, cioè il risultato che è figlio di che cosa? Della ristrutturazione del servizio dei rifiuti con una riduzione del personale, ricordiamocelo, non è stato semplice, ha visto anche delle contrapposizioni di ordine sociale, tavoli in prefettura, però tutto il sistema oggi mi pare che viaggi verso un efficientamento utile. Cosa è accaduto? Diciamolo in soldoni. È accaduto che eravamo nel 2015, il numero degli addetti erano 168 più i 40 stagionali in estate, quindi 208 persone in determinati momenti dell'anno e ancora con la presenza di un drappello che era in convenzione con l'ATO, l'allora l'ATO Rifiuti. Tutto questo è stato ristrutturato, oggi il personale è di 120 unità, che svolge un ruolo, anche un'attività molto più gravosa rispetto a prima, perché oggi è entrata a regime la differenziata porta a porta, con il ritiro porta a porta in tutta la città, quindi si è moltiplicato il lavoro e per altro verso si è ridotto il numero del personale. Tutto questo, aggiunto alla emersione di sacche di evasione o delusione che c'erano rispetto al tributo, sta cominciando a dare frutti copiosi. La riduzione di quest'anno in realtà noi la immaginavamo nell'ordine del 4%, per cui il risultato va anche sopra le nostre stesse previsioni. È evidente che se a questo metti, oltre alla ristrutturazione del servizio, lotta all'evasione fiscale e i benefici economici della differenziata con una riduzione del costo dei conferimenti a discarica, nel 2019, quello che un po' diceva già nel 2015 Mimmo Fontana e Giovanni Amico, noi riusciremo ad avere un'importante riduzione delle tariffe nel 2019. Tutto questo in una logica di continuità che ha visto una volta Fontana, oggi Nello Amel in prima linea sul successo della differenziata, ma in prima linea c'è tutta una città che nel 90% dei casi la differenziata non solo l'apprezza, la vuole fare e l'attendeva, in più c'è una aliquota che è variegata di soggetti che in qualche modo invece tentano di far venire meno i risultati che invece erano obbligatori per legge, perché la differenziata non è che se la vuoi fare la fai, se non la vuoi fare non la fai, è un obbligo di legge cui abbiamo dovuto obbedire tutti quanti ed è un traguardo di avanzamento civile. Volevamo confermare il fatto che il risultato è figlio di un'azione amministrativa che è partita diciamo dal 2015, da quando ci siamo insediati. Noi oggi raccogliamo i frutti di un lavoro che diciamo, ha visto via via, ha detto il sindaco, migliorare l'efficienza del servizio e soprattutto ridurre i costi della produzione del servizio. Questo ovviamente realizzerà ulteriori economie quando sarà a regime, quindi quando la raccolta differenziata sarà estesa anche a questa parte di città che oggi non la fa e che in questo momento produce costi e quindi l'economia sarà maggiore e la Tari potrà essere ridotta notevolmente.